M'è apparso in sogno Alberto Viriglio e mi ha detto: guarda che hai fatto un errore. Dove, Alberto? Nel sonetto Ardente affetto. Ardente affetto. Ma come? Quale? Vai un po' nell'ultima terzina, la seconda. Vai un po' a vedere la seconda terzina di Ardente affetto, vai. Sono andato. Vive ognur con te, sempre a te vicino. E mi ha detto: non è o uccidimi, non è l'amante che chiede all'amata di essere ucciso. È lui che dice: oh, vivere sempre con te, sempre a te vicino, o uccidermi, spegnermi con la mia stessa mano e spirare in un tuo amplesso, angelo divino. No, meno male che Viriglio mi è apparso, perché mi spiacerebbe fare errori e se ne fanno tanti, è inevitabile. Ok Viriglio, quindi voglio vivere ogni ora, dai, ogni ora con te, sempre a te vicino, oppure, se non posso vivere ogni ora con te, sempre a te vicino, uccidermi, spegnermi con la mia stessa mano e spirare in un tuo amplesso, angelo divino. Poi, dal momento che mi è apparso, ha colto anche l'occasione per dirmi: attenzione, che anche si fissa in fia, anche nel sonetto, nella poesia, se fossi una ragazza, nella 1, 2, 3, quart'ultima strofa, pensaria però per le tote che agumo, se sapete tanta che se la pede, pensaria però per le tote, pensaria però per le tote che agumo. Beh, a parte il ritmo, fate insieme, mi ha detto che in piemontese pensare per, che non esiste in italiano è pensare a. E invece qui in piemontese c'è pensare per, preoccuparsi di, occuparsi di, fare qualcosa per. Quindi Viriglio mi ha detto: io qui mi sono immedesimato in una ragazza e ho detto che se fossi una ragazza farei qualcosa per le signorine che lavorano a Gumo senza avere nemmeno il tanto che basta per togliersi l'appetito. Pensaria per. E allora io ho fatto tesoro di queste due osservazioni del Viriglio e ho fatto un video di errata corrige, ma sono stato contento perché ho scoperto di avere la supervisione dell'autore. Se Viriglio è lassù che guarda, beh, allora vuol dire che prima o poi gli errori che faccio saranno corretti, è meglio di un piemontesista, no? E allora annuncio che ci saranno sicuramente altri errori che si possono commettere, ma poi mi apparirà in sogno Viriglio e tutto s'accomoderà.